Assessore Calari, questa mattina è stata deliberata in giunta la bozza di accordo con il Comune di Gorizia sul patrimonio immobiliare della Regione, nel Comune isontino. Ecco, quali benefici e qual è la filosofia, soprattutto dell'amministrazione regionale, nel mettere a disposizione il patrimonio immobiliare? Beh, è una filosofia molto semplice. La strategia è quella di intanto mettere a disposizione degli utenti, dei cittadini, un patrimonio importante. Qui siamo nel Parco dell'Isonzo, in quello che la città vuole far diventare una sorta di Isonzo Beach, sul modello di come in altre città attraversate dai fiumi i cittadini possono usufruirne da tutti i punti di vista, non soltanto per prendere il sole, ma anche per apprezzare le bellezze di un ambiente che è ben conservato. Ovviamente la Regione non poteva e non può in nessun modo gestire bellezze di questo tipo, patrimonio di questo tipo. È giusto che lo facciano i comuni. Dicevo prima che ne è passato di acqua sotto i ponti, sotto l'acqua dell'Isonzo, da quando l'amministrazione precedente, con la chiusura delle province, ha in qualche modo accentrato questi ambienti, questo patrimonio. Perché? Perché è stata chiusa le province. Adesso noi in qualche modo riportiamo ai cittadini, ai comuni questo patrimonio. È importante anche per noi, perché era diventato un po' difficile la gestione. Per esempio la gestione, la manutenzione di aree di questo tipo per la Regione è un grosso problema. Per cui stiamo lavorando molto perché gli oltre 6.000 mappali di cui la Regione è proprietaria possano essere messi a disposizione laddove il patrimonio è disponibile dei cittadini, ma non solo su Gorizia, analogo roba abbiamo già fatto a suo tempo per Pordenone e speriamo di poterlo fare in tutti i luoghi. Quindi la Regione si mette al servizio e a Gorizia bisognava farlo anche in vista della capitale europea del 25. È un momento importante per tutta la regione perché qui c'è tanta storia, c'è tanto ambiente e quindi vogliamo valorizzarlo per presentarci col vestito nuovo a quel grande appuntamento che coinvolgerà tutta la regione.